Mister, una bella Nuorese, ha messo in difficoltà il Grosseto, forse con 5 minuti in più avremmo visto un altro risultato. No, 5 minuti in più, 5 minuti in meno non contano niente, però volevo fare un plauso ai ragazzi perché al cospetto secondo me, già l'ho detto all'andata, di una squadra costruita per vincere, una società che è abituata a vincere. Basti pensare che sono arrivati un'ora e mezza prima al campo, 2 ore prima al campo sono arrivati 2 magazzinieri col fisioterapista a preparare tutto, perciò con 30 persone al seguito, perciò al cospetto secondo me della squadra più forte insieme alla Viterbese abbiamo fatto la più bella partita dell'anno. Poi il risultato è dato dalle palle da fermo, dalla qualità dei giocatori, perché quando uno ha Palumbo, Di Gennaro, Zotti, forse ne dimentico Lauria, al numero 8 il montenegrino fortissimo, vuol dire che noi abbiamo tenuto testa, non abbiamo mai perso il lume della regione anche sul 3-0. Devo fare solo un complimento e voglio dire che sono orgoglioso di allenare un gruppo di ragazzi che non so con quanti giorni abbiamo finito in campo. E perciò sono solo che soddisfatto dalla prestazione, a prescindere dal risultato. Roberto Cappai, bomber della Nuorese, insomma, partiamo dal rigore, insomma. Sei andato, hai preso la palla, te la sei procurato e l'hai realizzato, insomma, una prova di grande personalità. Insomma. Sì, vabbè, sono felice, però chiaramente rimane il rammarico per la partita, per come è andato a finire il risultato. Sì, il rigore ho deciso di calciarlo io perché sinceramente avevo voglia, era già da un mesetto che sentivo il peso dei 2 errori col Trastevere, quindi mi è sembrato giusto riprendermi questa responsabilità. Con un po' più di fortuna potevamo portare a casa il pareggio, però penso che alla fine la vittoria sia stata meritata perché comunque il Grosseto, abbiamo visto il primo tempo, ti punisce appena lasci il minimo spazio, quindi con i giocatori che hanno penso abbiano meritato.